presidio Slow Food io credo che abbia fatto fare un salto di qualità al prodotto. Sono anche stato protagonista di quel periodo perché col GAL, allora del Montiferru, si fece un lavoro importante dove c'erano dei tecnologi alimentari, dove c'erano degli studiosi che hanno fatto veramente delle statistiche importanti su quello che poteva essere il formaggio, c'erano dei tecnici, degli agronomi e soprattutto c'erano anche degli esperti di slow food che hanno sposato l'idea del Casizolo e ne hanno fatto un presidio. E lì lavorammo in vari comuni, da Seniga a Santo Lussurgio, a Stiano Montiferru, a Cugli, poi Attino. Devo dire la verità, i più ricettivi sono stati i lussurgesi, non solo in termini di numero, ma anche di imprenditorialità, dove sono nati parecchi mini caseifici fatti in modo razionale, di questo hanno merito esclusivo loro. E poi Slow Food, non solo creando il presidio, ma anche partecipando attivamente ai vari saloni del gusto di Torino che sono svolti in quegli anni, quindi parlo dal 2003 in poi, si facciano fare un grande salto di qualità al Casizolo, che viene praticamente un po' sdoganato dal livello comunale, provinciale e regionale, è assurdo anche a livelli nazionali. Oggi è un prodotto che non solo appetibile, ma ha preso anche un certo valore proprio per il lavoro che è stato fatto.